Prego. Allora, intanto comincio io. Vabbè, Prego. arrivi per ultimo e anche Fabio. Comincio per primo. Il fatto è tanto c'è la particolarità di giocare di martedì sera, conoscendo il risultato dell'Alto Vicentino, insomma, è un buon risultato per il Padova, no? Beh, mi sono ripetuto sia prima che loro giocassero sia ieri con Stefano. Pensiamo a noi. Il fatto di avere un risultato degli avversari che ha fatto in modo di pareggiare non deve distogliere quello che è il nostro pensiero di campo, di domenica, come se vogliamo dirla tutta, nel senso che guardiamo a noi perché si consumano soltanto energie psicofisiche e quindi solo dopo andremo a verificare se è stato un bene o è stato un male a livello sia di campo e sia psicologicamente. Insomma, però il risultato, bene o male, dell'Alto Vicentino dimostra che non c'è da dare niente per scontato, nel senso che si ha sempre l'impressione di questo Alto Vicentino rullo compressore, in realtà ha fatto fatica, ha subito l'1-1 contro una squadra che era rimasta anche in 10, quindi insomma c'è da giocarsela, ecco, non c'è... Ma io parlo per me e dico che i risultati ottenuti fino ad oggi è impensabile, ce lo auguriamo tutti che siano gli stessi delle ultime domeniche, però siamo umani, cioè non si può secondo me avere un cammino del genere, poi noi ce lo auguriamo e faremo di tutto per cercare di portare questi risultati a casa, però credo che durante l'arco di un campionato ci possono essere quelle 2, 3, 4 partite dove la squadra non si esprime al meglio ed è anche fisiologico e può essere anche i ragazzi possono essere anche giustificati, perché fare un cammino del genere non è una cosa da poco. In merito a questo dato direi che il particolare fa la differenza, il fatto di essere ancora di più concentrati e di avere fame e di non sottovalutare nessuno e non dare niente per scontato. Questo è fuori dubbio e cercherò sempre di metterlo nella testa dei miei ragazzi. Cosa teme di più? Dice, ci possono essere delle battute? Beh, alla lunga, se parliamo di anticipi e posticipi, e cioè sapere già il risultato delle avversarie, dico che alla lunga può pesare, quindi cerchiamo un attimino di abituarci, perché secondo me non sarà il primo anticipo o posticipo, e quindi le energie devono essere un attimino gestite. Poi paura non ne abbiamo soltanto quella consapevolezza che è un campionato secondo me lungo, più difficile del solito, vedendo un attimino il cammino che stiamo facendo, e che sia una lotta a 2 che sia una lotta a 3 ci sarà una differenza che possa essere minima di punti, e quindi anche il dettaglio domenica dopo domenica farà la differenza. I rientri di Dionisi e di Ferretti per questa squadra non sono dettagli, sono qualcosa in più. Sono 2 ragazzi disponibili che rientrano nel gruppo. Spero vivamente che per loro e per tutti gli altri possa essere servito da lezione le varie ammonizioni e le varie squalifiche per eccessi di, se vogliamo, di emozioni, ovviamente fatti sempre in buona fede, però dico sempre a loro: cercate di essere sempre tutti a disposizione, perché per un campionato importante come dobbiamo farlo, avere tutti ogni domenica è sempre un bene e non un male. Il campo l'ha visto, mister?
No, dato così un'occhiata, adesso andremo a fare la rifinitura e quindi valuteremo un attimino le condizioni del terreno, quindi non so dirti come sta. Con la Clodiense c'è da aspettarsi insomma che la Clodiense venga qui magari per chiudersi il solito discorso degli spazi e quindi magari può essere favorita Sai, da un campo che non è ottimale. tutte le varie idee che ci facciamo prima della partita possono cascare immediatamente dopo 30 secondi, quindi pensiamo a cosa dobbiamo fare noi e poi dopo leggiamo la partita e ci regoliamo di conseguenza. Cosa dovete fare voi per vincere? Beh, sicuramente dobbiamo giocare in 11, la fame di lavorare su tutti i palloni, essere più concentrati ancora di più nella fase difensiva, specialmente nei momenti dove la partita può essere un po' spenta e quindi noi dobbiamo fare in modo di essere più concentrati e allo stesso tempo più duraturi. Caratteristiche della Clodiense? La caratteristica della Clodiense è una squadra molto dinamica, è una squadra che è giovane, è un pacchetto arretrato di qualità, e davanti altrettanto, e direi che è una squadra che prende 15 gol sicuramente, è una squadra equilibrata, è una squadra che fa le cose, è una squadra che da quello che ho potuto un attimino vedere riesce ad esprimere un gioco propositivo e a fare in modo di mettere in difficoltà qualsiasi difesa, quindi dobbiamo stare super concentrati e fare, non dico la partita perfetta, ma quasi. Riguardo il brasiliano in prova invece vuoi dire qualcosa o aspetti? Preferisco parlare principalmente della partita. L'informazione non ce la dice, per cui Nasce, sai quando nasce? stanotte Incinta. in 9 mesi scatta la data presunta. No, devo verificare alcune situazioni di campo. Sicuramente chi andrà in campo devono essere 11 leoni con tanta fame. Ma i dubbi maggiori magari ce l'hai su qualcuno in particolare o è il modulo, la composizione dei reparti? Ma non ho dubbi, ho soltanto da decidere le alternative eventualmente da inserire dentro rispetto all'11 di domenica scorsa e come affrontare questa Clodiense dinamica e allo stesso tempo tecnicamente valida. Quindi mi lascio l'allenamento di rifinitura per poi dopo decidere i primi 11. Conoscendoti mi risponderai di no probabilmente. Non pensi alla Sacilese, alla partita fra 5 giorni immagino, nella scelta della formazione di domani? Sarebbe da stupidi pensare alla Sicilia. Le nostre energie le sprechiamo principalmente per la Clodiense e ci prepariamo per la Clodiense. Quello che succederà dopo non si sa. Io mi dicevi che può essere un testa a testa 2 o 3, perché insomma c'è il Belluno insomma con voi che consideri, il Sacilese anche ieri ha perso, magari si è più staccata. Ma io credo che sia ancora prematuro parlare di fughe o quant'altro. Il fine girone d'andata, come vi ho detto, ci siamo fatti un'idea di com'è tutto il girone, tenendo presente che poi dopo il girone di ritorno sarà totalmente diverso rispetto al girone d'andata, quindi è chiaro che se i dati confermano questo andamento sicuramente sarà una lotta a 2 o 3 se viene confermato questo cammino. Hai detto il girone di ritorno sarà completamente diverso per quello che avverrà sul mercato o per un altro motivo particolare che tu hai visto negli ultimi anni?
Ma io credo che qualcosa. in tutti i campionati il giorno di ritorno si equivalgono sempre le squadre, la prima e l'ultima, tranne qualche partita, perché chi deve salvarsi alza l'asticella della determinazione per portare a casa i punti. Chi vuole vincere il campionato, chi vuole andare ai playoff, di conseguenza farà in modo di essere più attento, più guardingo ancora di più per cercare di non perdere punti in vista di andare ai playoff oppure di vincere il campionato oppure di uscire dalla zona calda della classifica. Quindi il girone di ritorno, da quello che ho potuto un attimino tastare io con mano, anche il punto è oro colato. Ieri sei stato a vedere qualche partita oppure... Ieri sono stato a casa con la mia famiglia. Bugia. Magari sei andato a vedere un giocatore che può interessare per il No, ma credetemi, la testa sta principalmente sulla Crudiense, poi ho visto qualcosina e ho fatto in modo di prendere altri appunti. Però non ci dici cosa hai visto. Ma ho visto 11 calciatori contro 11. È già qualcosa. Va bene. Quindi non era l'Alto Vicentino perché quelli erano 10 contro 11. Vabbè. Già una notizia, vedi? Già una notizia. Ok, mister. Grazie. Grazie.